L'applauso per i ragazzi del servizio campo. Grazie ragazzi.
Cambio per Stefano Maria del 83 a medio Daglia e numero 14 secondo
e Luciano. E sono penali di Regina 19.
squadre Padova, Treviso, Montecchio, e aspettiamo Verona. Ecco qua la possibilità di Verona abbiamo è stata andata molto lunga quando abbiamo assistito, quindi ci sta. Allora possiamo iniziare con questa cerimonia di premiazione che naturalmente apriamo con un bel applauso per le 4 protagoniste di questo pomeriggio di i nostri ragazzi dell'Under 19. Lo ricordo che questa cerimonia di premiazione il nostro presidente Stefano Veneto Conti, il vice Domenico Piano, il consigliere regionale Giancarlo Pianelli, poi il presidente FIPAT Vincenzo Ilaria Gianni. Allora io cedo il microfono al nostro presidente Michele Conti per il saluto. Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, buonasera famiglie, buonasera sostenitori e staff. Beh, intanto grazie alla società di casa, a questa splendida struttura che ha messo a disposizione per la prima finale, il primo titolo che viene assegnato quest'anno al maschile, quindi anche il 18 era già stato assegnato un paio di settimane fa di nuovo, il primo titolo maschile è oggi qui a Zanelli. Permettetemi un saluto particolare, perché quando faccio l'avvaldastico, o facevo l'avvaldastico, qui di solito incominciavo sempre una persona al 90%. E sicuramente voi ragazzi, voi con le sue squadre, non avete sempre giocato almeno un paio di gare all'anno. Ed è un po' come il Misorno che ci ha lasciato una settimana fa. E quindi non memoriamo prima di tutto per la forza di dare la presenza istituzionale. Una persona che ha dato molto al nostro movimento e sono sicuro che sta allenando gli angeli più giovani in cielo. Oggi, come dico io normalmente, abbiamo visto il classico, un po' alla spagnola, un po' alla veneta, tra Padova e Treviso. Quindi è stato veramente un classico perché fino all'ultima palla, complimenti anche alle due squadre. La partita prima mi dico subito complimenti anche alle due squadre che hanno lottato veramente fino alla fine. Per un ultimo saluto, in bocca al lupo intanto alle 3 squadre che vanno a fare la finale nazionale poco più di 2 settimane. Sarà di fronte a noi in Emilia Romagna, 2 Emilia e Romagna. Un saluto particolare ai ragazzi che dal 18 di maggio dovranno essere particolarmente impegnati con la loro maturità. In bocca al lupo ragazzi e viva l'Under 19!
Grazie Presidente. E ora è il momento di premiare gli arbitri. A consegnare il premio Dennis Serafina, vice responsabile regionale del Comitato Veneto degli arbitri, quindi richiamiamo, facciamo un applauso anche per loro, per i direttori di gara di queste partite, ma senza ormai fare per loro dirigere questi incontri. Il ringraziamento, il premio consegnato da Dennis Serafina, vice responsabile regionale arbitri. Bel applauso ancora per loro. Bene, ora per quanto riguarda la premiazione della quarta classificata e a premiare Giancarlo Canello, consigliere regionale, sono rimasti due, gli facciamo sentire il calore, vero, a Verona! Verona, quarta classificata. Eccoli qui i ragazzi di Verona, quasi classificati. Ancora un bel applauso. E ora a premiare la terzi classificati Ilaria Rosati, presidente FIFA Vicenza. Allora, bella partita con la palla dello Sasito, grande soddisfazione per loro perché andranno alle finali nazionali i ragazzi di Montevideo Maggiore.
aggiunga questo premio. Allora decidiamo la squadra di Treviso, il premio va al libero numero 16 Alessandro. Ed ora il nostro presidente con segna il premio alla squadra prima classificata, l'applauso per Cagliari Treviso. I ragazzi vincitori. Grazie.